Ne è venuta varie volte, però non così. Ieri proprio è stato pazzesco, io l'ho filmata e quindi era da paura proprio. Sono bastati 15 minuti attorno alle 16:30 di ieri pomeriggio a seminare la devastazione sul territorio del comune di Limana. Una tempesta violentissima ha ricoperto il terreno di uno strato di parecchi centimetri di grandine con chicchi che hanno raggiunto dimensioni davvero considerevoli e i cui accumuli sono ancora visibili oggi. Una tempesta che, almeno per quanto riguarda le precipitazioni di grandine, è rimasta molto circoscritta, battendosi per lo più tra la zona industriale di Cesa e l'adiacente quartiere Europa, lasciando pressoché incolumi le altre frazioni confinanti e il centro di Limana. È preso solo qui, Sì, poi era 500 metri di qua, girava niente. in tondo come, no? Perché una volta un momento andava così, l'altro andava Da tutte le parti è venuto, Sì, destra, sì, sinistra, sì, davanti, girava. di dietro, ha tirato tutte le direzioni, ha preso la tempesta, Quindi tutte. penso fosse proprio Esatto, una ha cosa fatto circolare. Infatti, si vede un anche circolo. le I danni sono ancora in fase di valutazione, ma l'impatto è stato senza dubbio fortissimo sulle coltivazioni, molte delle quali praticamente rase al suolo, ma anche case, orti e giardini dei residenti, quest'ultimi quanto mai increduli e spaventati. Si è allagato tutto alla falegnameria, il nostro laboratorio là, ha allagato tutto. E adesso se viene la pioggia è tutto rotto e viene dentro la pioggia ancora di nuovo. Lei ha mai visto una tempesta così, signora? Io ne faccio 71, così non l'ho mai vista. Una cosa impressionante, Ha mai visto una tempesta così? mai visto. Da ieri pomeriggio e per tutta la giornata di oggi sono inoltre rimaste a casa le maestranze della Costa Nepta che ha subito allagamenti e danni ad alcuni macchinari di produzione.